l'osteria è ancora il ritrovo del post lavoro. È un luogo di incontro, un luogo di socializzazione e quindi non è solo il luogo del gioco a carte, del divertimento del gruppo. Resta comunque un appuntamento fisso anche non soltanto dopo cena ma anche a pranzo. E non cerchiamo mai le grosse novità, tutto quello che serviamo è qualcosa che appartiene alla nostra tradizione. Quindi rispettare assolutamente per quello che è la tradizione, la stagionalità delle cose, dei prodotti. Abbiamo fatto la tradizione il nostro marchio, cioè noi continuiamo sempre comunque a mantenere la tradizione friulana del Taiut, no? Perché comunque rimane sempre il veicolo che un po' fa da collante tra le persone qui dentro. I clienti che prenotano dicono no, io voglio stare in osteria per avere un contatto diretto con quello che è l'osteria, nel senso che tu puoi sederti e al tavolo a fianco stanno giocando a carte. Quindi ovviamente il posto informale, ovviamente c'è la confidenza che si può dare a un oste e l'oste dal cliente. È una bella tradizione che, così come si dice, probabilmente è vero, è soprattutto nostra, è italiana, è qualcosa che qualifica la nostra bella qualità della vita. Il friulano per prima, ma anche il turista che viene in città cerca e ha bisogno di trovare un posto che abbia questo sapore familiare e tipico e tradizionale dell'osteria friulana. Ragazzi, grazie di tutto, mandi e ci vediamo le prossime volte. Ciao ciao, mandi mandi.